Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura le indagini in corso a Catania in merito ad un ventenne ferito a colpi di pistola a San Giovanni Galermo. Nella notte il giovane è giunto accompagnato da un'auto che poi sarebbe andata via al pronto soccorso del Policlinico. I medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Confisca definitiva di beni per 3 membri della famiglia Lobue. Si tratta del padre Rosario Salvatore e 2 figli, Leo Luca e Calogero Giuseppe. I 3 sono ritenuti a vario titolo responsabili del mandamento di Cosa Nostra di Corleone, di cui il padre è stato il reggente. E rimaniamo a Palermo, dove si indaga invece sull'incidente che avrebbe causato il decesso di Emanuele Magro, l'autotrasportatore di 33 anni trovato ferito la notte tra il 22 e il 23 novembre scorsi in via Ernesto Basile. Pare che l'uomo sia stato investito dal conducente di un'auto che sarebbe fuggito subito dopo l'incidente. E rimaniamo in tema di sinistri stradali, ma ci spostiamo a San Cataldo, dove una bambina di 8 anni è stata investita da un trattore. La piccola versa in gravi condizioni. Al Sant'Elia di Caltani 7 è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova invece ricoverata all'ospedale dei bambini di Palermo. E in chiusura il tragico epilogo delle ricerche di Pietro Umine, l'uomo di cui da qualche giorno si erano perse le tracce a Marsala. Il parcheggiatore del cimitero locale, così era conosciuto nella zona, è stato ritrovato privo di vita. Ed è tutto per questa edizione. I dettagli su queste notizie e tante altre li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a stasera.